Il Comune di Agrigento ha avviato le indagini geotecniche necessarie alla predisposizione della relazione geologica e archeologica per il progetto di riqualificazione urbana del rione Santa Croce ad Agrigento, soprattutto con alloggi a canone sostenibile. Il progetto è finanziato con decreto regionale del dicembre 2024 per un importo di circa 3 milioni di euro e compreso nell'ambito del Fondo Unico Regionale per l'Edilizia Sociale, destinato agli investimenti delle amministrazioni locali. Si somma ai circa 18 milioni di euro già ottenuti dal Comune per il rione Santa Croce e quindi 10 milioni di euro per la rigenerazione urbana e circa 5,4 milioni di euro per il progetto Sicuro Verde Sociale. Il quartiere è stato dotato di un piano particolareggiato approvato in Consiglio Comunale nel 2005, ma non è stato mai attuato per 20 anni, testimoniando ancora le conseguenze della frana del 1966 che costrinse molte famiglie a trasferirsi a Villa Seta. Il progetto intende restituire al centro storico la sua dimensione di cuore pulsante della vita urbana, valorizzare il centro storico come polo d'attrazione culturale con un complesso di attività capace di attrarre visitatori esterni, riqualificare la residenzialità dotandola delle attrezzature atte a soddisfare il fabbisogno dei cittadini, regolamentare la progettualità ai fini della salvaguardia, della tutela e del recupero dei beni culturali, architettonici e ambientali esistenti. Il sindaco Miccichè e l'assessore alla rigenerazione urbana Principato commentano è un costante l'impegno dell'amministrazione comunale con la preziosa collaborazione degli uffici tecnici verso gli interventi nel rione Santa Croce. Si prosegue a lavorare per restituire la vitalità al centro storico, come testimoniano anche l'avvio dei lavori per il recupero di un intero isolato di Terravecchia, a pochi passi dal Palazzo Comunale, con un investimento di oltre 5 milioni di euro, voluto fortemente dall'assessore Di Mauro. Quindi l'amministrazione ha in programma ulteriori interventi di risanamento e riqualificazione ambientale nell'area del quartiere Santa Croce e nelle zone limitrofe.